Amici di QDP News, ci troviamo a Valdobbiadene di fronte all'Istituto Superiore Giuseppe Verdi, dove da questa mattina alle 8:30 gli studenti sono impegnati nella seconda prova dell'esame di maturità 2017 e allora andiamo a sentire a caldo le loro impressioni. La prima ad uscire dall'istituto, com'è andata la seconda prova? Mi aspettavo altro sinceramente perché c'era tanta teoria e essendo che io in classe ho fatto tantissimi esercizi anche molto diversi da quello che c'era nella prova, diciamo che siamo rimasti un po' scioccati, cioè io da sola ma anche il resto della mia classe. Qual è il tuo indirizzo? Turistica. Quindi cosa hai trovato nella prova? Maturità 2017, la seconda prova è terminata, com'è andata e di che indirizzo sei? Io sono dell'indirizzo turistico, la prova era abbastanza semplice in parte, però per alcuni aspetti se non si ha studiato tanto è difficile, poiché non c'erano molti calcoli, però era tutto da inventarsi. La prova finita anche per te, di che indirizzo sei e com'è andata? Faccio il liceo linguistico e è andata più o meno bene, insomma, non era più difficile del solito né più facile, nella media. Cosa hai trovato? Io ho fatto il test di attualità sulla condizione sociale dei poveri, la scuola, il rapporto tra poveri e scuola. Maturità 2017, oggi la seconda prova, com'è andata? No comment, no, non lo so. Inizialmente non sembrava fattibile, ecco. Poi dopo un po', magari rileggendo meglio, la paura iniziale diciamo è passata, quindi è risultato un po' più fattibile, ecco. Un po' di smarrimento all'inizio, poi lavorandoci. Poi comunque, insomma, non te l'aspetti, e ti arriva l'agitazione e tutto quanto, quindi man mano col passare del tempo, insomma, si è sbloccata un po' la situazione. Non ci hai detto il tuo indirizzo? Turistico. Di che indirizzo sei e com'è andata? Liceo linguistico, diciamo è andata bene, c'erano tracce un po' strane, però sicuramente meglio di quelle della prima prova. E ho fatto l'ultima traccia, quella artistica, e dovrebbe essere andata bene, speriamo. Di cosa si parlava in questa traccia? Era un testo sulla critica dell'arte e quindi bisogna un attimo analizzare il testo e poi c'era la produzione scritta su la tua esperienza personale riguardo l'apprezzamento dell'arte contemporanea. Le altre prove, la prima prova di ieri, com'è andata e come vedi la terza che incombe su di voi? Allora, la prima prova direi no comment perché sono state tutte tracce assolutamente inattendibili e non erano per niente fattibili, diciamo, però insomma penso che qualcosa di buono aver scritto. E la terza prova non mi spaventa più di tanto, adesso sapendo che abbiamo più tempo e spero che siano clementi con le domande. Finita la seconda prova anche per te, di che indirizzo sei e com'è andata? Liceo linguistico, speriamo bene. Non mi sono piaciute tanto le tracce, però ho fatto la meno peggio. Quale hai scelto? Ho scelto quella di attualità oggi e ieri ho scelto l'analisi.